Lunedì 2 giugno, Pravis Domini, quarta tappa del Giro FVG Juniores. Oggi 100 km doppio Caneva, ma vi dico dopo il percorso. Ghiaccio. Saliamo. Se non avete visto il video della tappa 2, perché da 3 non c'ero, ve lo lascio linkato qua in alto a destra. Posto davanti. 46 46 82 82 110 110 140 140 e 155 155. Questi sono i 5 che precedono il gruppo di circa 5-6 secondi. Allora, c'è un circuito di 2 giri e mezzo intorno a Pravis Domini, c'è fuori una piccola fuga, dopo una volta che usciamo più facile. Usciamo dal circuito, 14, chilometro 14, gruppo compatto. Panigai. Sembrava peggio di quello che era. Punti alla varia classifica dei TV della maglia blu. Traguardo volante fra qualche centinaio di metri. Il primo traguardo volante svoltasi a Pasiano di Pordenone al chilometro 20 e 700. Transitavano nell'ordine primo al dorsale 19 si tratta di Arangon della Giorgi, in seconda posizione il compagno di Casacca, il numero 18 Raschi, sempre della Giorgi, e col numero 22 più 2 Niccolò Moro della Borgomolino Vigna Fiorita. Ripeto i dorsali 19 19 18 18 22 22. Ci hanno chiamato alla radio per assistenza numero 149. Bravo, ti va a passare, grande. Senza numero 125, 125, Team Franco Ballerini. Beh, ti ho capito, prima della salita, ha ragione. Giusto. Se è per quello ha fatto preciso. Numero 130, Bultese Olonia. Oh raga, 130, mi dovete levare, se no vi ammazzo. Ehi! 5 nulla da segnalare, invariata la situazione, troppo compatto. Eccolo. Sai? Anche lui, eh? No, ma siamo prima noi. Boraz. Vieni qua! Come stai? Abbastanza bene. Ok, dammene un'altra. Anche la borraccia per coda d'acqua. Sì. Guarda avanti, Ma che arrivo ancora, aspetta, Hai la corazza? Sì, ce l'ho. Sì, io l'ha prevista. No. in caso ti serve ce l'ho una io, Agganciati che ti porto sotto. Oh, adesso però vi vedo in 3 là in fondo. Ok, torniamo su subito, Ne vuoi un altro? Sei a posto? Dai, Oh, mi raccomando, Bravo. Chilometri percorsi 32.500, una nuova iniziativa con 4 atleti che precedono il gruppo di un centinaio di metri, vi saremo più precisi a breve. Attenzione, corsa che parla, il passaggio a livello è presidiato, ma è un po' strettino, mi raccomando di rimanere
sorpassi, direzione corsa. Fatemi tutti dietro, cazzo. Assistenza numero 15, 15 Team Vangi. Viola non ne vedo. Ce l'ho davanti. Lì. 5 secondi neanche. Assistenza numero 112, 112 Team Ecotech. Cercano di evadere dal gruppo. Sono i dorsali 9, 55 5, 75 75, 141 e il numero 160 160. Hanno circa 200 metri dalla testa del... Oh, fai il sorriso alla telecamera, è qui per te? Oh, la giuria mi ha appena detto di abbassarla che non si può. Dici qualcosa in sloveno, dai. Non lo so, bocca al lupo, oggi vincete la gara. Anche perché la prendiamo dal centro di Caneva, se è quella... Sì, Caneva e Castello. Sì. Occhio. Grande. Andiamo Ferma il perché... cambio per il numero 150 Libertas Ceresetto. Oh, guarda se lo vedi a destra, sto buttando l'occhio io, ma... Parlando del cambio, come sempre. Se no gli diamo la bici di scorta tra No, non dagli bici di scorta. Small. Eccolo, qua. questo è il modo. Digli se ha problemi, chi sa problemi? No, dei problemi. No. Posto veramente casino per far andare di fretta. Tutto buono. Ma ci ha chiamato un turco un po'? Turco, 150. Quello si è staccato e basta. No, c'è. Davanti non c'è nessuno. Perché guarda a è destra. ritornato su. Per me ritornano ad andare in campo. Sì, non ci ha visto e è andato. Intanto la testa della corsa comincia a salire verso il primo GPM di giornata, pronto al castello di Caneva. Nel frattempo questo. viene comunicato il traguardo volante posto Per me ha preso a una Caneva, il chilometro C'è uno qua? 51 e 3 dell'organizzazione transitavano nell'ordine. Primo il numero 19 Paolo Giorgi, col numero 22 Nicolò Moro del Borgomolino, col numero 58 in terza posizione Simone Portello della Gottardo Giochi Caneva. Ho capito. 19 19. Sì, non gli sale il cambio. 52, Oh, scendi e mettiglielo a posto. Sì. Fermati a destra, Ferma, turco! fermati. Cambia, aspetta, alza la bici. Via. però solo le prime Oh! Ale adesso, dai! Insisti che si rientra sul gruppo, insisti, Prendi le scie delle macchine e poi si passa a sinistra. C'è ancora salita qua, fra qua. Sì, adesso si sale. Era 500 metri che scendeva, tipo. C'è l'autostrada. C'è un altro su là. È la borraccia. Puttana, oh. Possiamo aspettarlo, Edo! Prendi qua. Oh, ma che c'è un gruppetto, dobbiamo prendere quel gruppetto là, Via! Vieni qua veloce che c'è il giudice. Dai! Dimmi. Chi? Si è già fermato? Oddio cane. Ok. Vabbè. Quando si è fermato qui? Resta fermo, continua. No, niente, lo fermo, porto la Pordenone. Ok. Sì, ok, ciao.
ce n'è ancora una, No, devono però adesso arrivare destra e all'arrivo. sinistra, poi tutta dritta. Ma che sai che abbiamo Ti metti a sinistra. Adesso. Bravo. Vedrai che rientriamo, rientriamo! Respira profondo! Non ti agitare! Transita a 8 secondi dal dorsale 38, quindi forte accelerazione in testa al gruppo. Fanno forte anche questa, Scusa, che chilometro era la seconda salita? Adesso va. Già dato. Lungo la discesa si è formato un drappello di 10 unità. L'ultimo passaggio dava il numero 123. Si tratta di proietti della Franco Ballerini. Con l'81 in seconda posizione, 8-1, si tratta di Fracasso della Faisanè, e col 131, 1-3-1 invece è la terza posizione che va sulle spalle del Cucina della Casano Stabia. Questo è l'ultimo passaggio del GPM. 81-4-1, 57-5-7, l'81-8-1, 98-9-8, il 96-96, il 114-1-4, 121-121, 123-123 e 131-131. Questi sono i 10 corridori al comando, con l'ultimo rilevamento che dava 11 secondi di vantaggio sul primo inseguitori. Intanto siamo giunti al chilometro 73 di corsa, su una nuova situazione di corsa. Al comando, ripresi i 10, partono in contropiede subito 3 atleti, sono i dorsali 89, 89, 96, 96 e il 121, 121, con 100 metri di vantaggio sui primi atleti del gruppo presidente. Tagliala veloce che non abbiamo tanto tempo da perdere. Vediamo se lo troviamo. O poi magari sono qua tutti e tre. no, non avrebbe detto la miraglia. Uno è Sì, terzultimo. e due lì, Vedo qui. che è appena rientrato il cucciolo. Ce n'è un altro lì, Ancora Turco. uno. Turco non è mai più rientrato sui primi. GPM di giornata, siamo in discesa. Due borracce, o tre. Uno è dopo. Dai, dagliene due a Edo. Veloce. Edo! Vieni qua, ti do tutto e due a te. Dalla Turco! Alla Turco una. State Veloce! tranquilli, abbiamo la rima, Entriamo. 25 dall'arrivo. Scusa, No, vai. la corsa finisce all'arrivo. Allora, mettiamo ordine. Attento al numero 77. Allora, mettiamo ordine. Corsa deflagrata sul secondo Caneva. Sono fuori un gruppetto, una decina, forse di più, non si sa, qua più avanti. E qua indietro invece stiamo riaspettando il gruppo con i 3 ragazzi che sono rimasti a squadra nostra. Uno dovrebbe essere davanti, uno ritirato. Secondo me qua ci sta a rientrare. Dai che rientrate! Vai! Della Libertà Ceresetto, Davide Vidal, il secondo Grande. posizione, il dorsale 78, 78. Non so se dall'aggiornamento di prima si capiva qualcosa, comunque in ogni caso da dietro stanno rientrando perché comunque qua siamo fermi. C'è possibilità.
Sì, eh? Il comando numero 40 Maria Marco Moro della Romanese col 103 Matteo Piva della Giovanni. Oh, mangiate! I2 il comando. Il problema è se fanno barrage. Eh sì, fa barrage. Adesso da qua stanno rientrando, noi siamo fermi, qua davanti c'è il gruppo e poi c'è fuori una fuga. Oh, se si torna davanti si fa la corsa, eh! Si fa la corsa! 54 secondi di ritardo gruppo dai 2 di testa. Ma quindi hanno detto chi sono fuori questi due qua? I numeri? Secondo me non sono in classifica, questo è certo. Beh, se li hanno lasciati a Esatto, un minuto gli hanno dato. Ormai siamo in vista di meno 5, dovremo avere 59 secondi, un minuto esatto di ritardo. Eccoci, Eccoli. Siamo tutti dentro secondo me. Siamo tutti dentro secondo me. Direzione di corsa. No, sono là in fondo alla rotonda, i primi. E noi siamo in questa rotonda qua. Borgomolino dal 23. Neanche, i corridori sono già oltre la rotonda. 38 secondi ora il ritardo dai 2 di testa, 38 secondi. Avevano un minuto, adesso hanno 29 secondi, già dimezzato in qualche chilometro. Ma adesso stiamo sparando di nuovo i corridori. Ah no, sarà il corridore che ha bucato. No, perché ho visto tutte l'ammiraglia far così. Sì. Già mai la medaglia ferma. E se c'è qualcuno dei nostri, non si sa. No. Ultimo chilometro superato dai 2 di testa, è partito anche un cronometro. A voi sono all'ultimo chilometro. Sì. Due di testa, Ultimo con 23. 15 secondi. Ma davanti sei finito, ti guardi, strada larga, dietro incominciano anche loro a lottare. 6 secondi con avanti a condurre in Prendono in testa volata. il gruppo. 500 metri, 6 secondi. Prendono in volata. Dai, attenzione, ci sarà una volata generale molto probabilmente. 6 secondi di calcio, 50 metri neanche. 5-6. Ma ti guardi davanti, no, fai 3 quello secondi, è vero. ti ritrovi il velocista un cannone nel culo. Sì, ti arriva 8 volte la velocità. No, viva Matteo. Squadra? Giovani Giusto. Allora non li hanno presi. Non li hanno presi. Era uno dei due in fuga. Vedi? Sì, perché appunto un secondo e mezzo. Madonna. Tirato dritto. Ripeto ufficiosamente, vi do l'arrivo. Primo il dorsale 103 103 Matteo Piva Giovanni Giussanesi. In seconda posizione il dorsale 9797 Alessio Magagnotti dell'Auto Zai. Allora si arriva di In terza posizione l'hanno sempre presi. ufficioso il dorsale 11 Pavi della Banci il Pirata. Questo No. l'ordine d'arrivo No, li hanno ufficioso. presi sui due ne hanno preso Così uno. uno. Tanto vi saluto, vi ringrazio, tanto il più cordiale saluto dal team Radio Corsa Informazioni, Augusto e Massimiliano Finché non avevo Pizzolato. comunicato. Allora, chiusura video mentre sono già in macchina che rientro a casa, perché comunque da Pordenone a casa ho un'oretta. Mi sono divertito un casino, veramente figata, stare in macchina, tanta roba, e la tappa di oggi poteva essere tanto nervosa ed è stato tanto nervosa. Gruppo deflagrato già sulla prima salita. Prima i ragazzi hanno detto di averla fatta quasi piano la prima, forse noi in macchina abbiamo avuto una percezione diversa, perché secondo noi sono andati su veramente tanto forte. Uno dei nostri, come si è visto dal video, ha avuto un problema col cambio e poi per rientrare ha fatto un'aperta pazzesca, cioè veramente bravo. Infatti poi gli ho fatto i complimenti, perché vederlo dalla macchina è stata tanta roba, veramente figo. Ma hanno corso tutti bene, devo dire,
vederli nel gruppo che poi stava rientrando, che doveva chiudere quei 30 secondi, mi ha gasato, è stato figo. Devo dire ancora una volta grazie a Christian, ad Ale, a Ruben per l'invito, perché proprio mi hanno fatto sentire parte della squadra, è stato figo, mi sono divertito, credo di non aver rotto troppo le balle con i video, con le cose. Io ho cercato di godermi l'esperienza, di farla un po' passare qua nel video. Fatemi sapere se vi è arrivata l'energia della corsa, perché mi fa piacere se riesco a tenere nei video una parte dell'emozione di stare in macchina, oltre che dei miei giri, delle cose che faccio di solito. Questo è un video, o meglio, questi sono stati dei video un po' diversi che magari avrò ancora l'occasione di fare, quindi se vi piacciono lasciate un commento qua sotto, fatemi sapere se vi piacciono cosa potrei migliorare, e se ci sarà l'occasione sicuramente tornerò in macchina con loro, perché mi sono trovato bene, mi è piaciuto, è un'esperienza nuova, perché non mi è mai capitato di stare in macchina, e faccio qualche corsa, qualche gara amatoriale, non è la stessa cosa. Per certi versi probabilmente è più facile stare in corsa perché stai facendo una sola cosa, sei concentrato su quella e sei dentro a quel momento lì. Invece in macchina posso pensare, non so, a Christian che deve guidare, pensare alla strada, ai pericoli, al percorso, ai chilometri, ai ragazzi come sono messi. Comunque la Miraglia è abbastanza indietro, cioè vedono la corsa solo le prime 5, 10, esagero, ammiraglie, le altre dietro devono andare un po' a tentativi, un po' istinto, a intuito, in base a come ci si muove, quindi deve essere bello stressante. È stato stressante, ripeto, ma estremamente figo, divertente, interessante, bello, una roba credo unica, non credo che ci sia un altro sport che puoi vivere così come il ciclismo. Tanta roba, mi sono divertito, dai, fatemi sapere che ne pensate. Un grazie ancora a tutti i ragazzi della Libertas Ceresetto per avermi invitato, per avermi lasciato lo spazio. Star seduto davanti in ammiraglia non è comune, e dai, direi che ci vediamo al prossimo video. Ah sì, non ho i risultati, ma li chiederò quando ci saranno le classifiche ufficiali. Magari vi metto qua sotto qualche risultato, e basta. Ci vediamo al prossimo video. Potrebbe essere un video in bici, potrebbe essere un video in ammiraglia, potrebbe essere qualsiasi cosa. Ormai non ci sono più regole sul canale. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!